Sono Piero Balanza, sono il segretario del Consorzio Legno Veneto e della rete innovativa regionale Foresta Oro Veneto. È con molto piacere che vi presento oggi il Consorzio Legno Veneto. Lo scopo primario del Consorzio è quello di valorizzare l'utilizzazione del legno locale per cercare di sviluppare dei contratti di filiera corta, quindi l'utilizzazione del legname che proviene dai nostri boschi per produrre tutti quelli che sono i manufatti legati al legno. Noi siamo titolari come consorzio di un marchio che si chiama Legno Veneto, che è depositato al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. Ovviamente il concetto della sostenibilità per noi è fondamentale, quindi il bosco non è solo produrre legno da opera, ma anche è biodiversità, è ecosostenibilità, e noi vogliamo coniugare questo concetto di conservazione del patrimonio forestale unitamente a quello che è l'aspetto produttivo. Curiamo molto i rapporti con la Regione del Veneto e siamo convinti che il nostro lavoro piano piano possa nel tempo produrre dei concreti e oggettivi risultati sia per il mondo delle imprese che per quanto riguarda garantire la conservazione del patrimonio boschivo. Sono Giacomo Piazza, dottore forestale del Consorzio Legno Veneto e sono responsabile del gruppo PFC, catena di custodia del Consorzio. La certificazione del PFC è quell'insieme di processi, controlli che accompagnano il materiale legnoso dal bosco fino al prodotto finito. È diviso in due grandi categorie, la gestione forestale sostenibile e la catena di custodia, che è quella di cui ci occupiamo noi e che segue tutti i processi industriali e di trasformazione lungo la filiera del legno. L'associazione PFC Italia si prefigge di riuscire a garantire la sostenibilità del prodotto dal bosco, dalla foresta fino al cliente finale.